Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Gravissimo incidente sul lavoro a Campofelice di Roccella, un operaio di 64 anni precipita da una impalcatura e muore. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta, 4 mesi fa era morto un altro operaio. Narcotraffico, sgominata organizzazione con base a Messina e con ramificazioni in Italia e all'estero, non solo droga ma anche armi ed estorsioni, 112 arresti. Rifiuti, lo smaltimento non riparte, Schifani firma l'ordinanza di apertura ma la discarica di Lentini resta chiusa. A Catania i quartieri di San Giorgio e Librino sono invasi da rifiuti, i cittadini nonostante l'appello del sindaco Trantino non rispettano la differenziata, sono gli stessi residenti ad ammetterlo ai nostri microfoni. Sulla A18 cantieri, restringimenti, carreggiate e telepass non funzionanti creano code e disagi agli automobilisti. Il Consorzio Autostrade Siciliane non risponde al pubblico. Feder Consumatori avvia azioni legali. A Palermo pestaggi e aggressioni si susseguono. Il sindaco Lagalla parla di città sicura. I cittadini lo invitano a frequentare di più le strade del centro. Il prefetto convoca il comitato per l'ordine e la sicurezza. Calcio, il Palermo sonda il mercato green, il Catania lavora a sfoltire la rosa, il Trapani ha un nuovo portiere. Bentrovati, in apertura dobbiamo raccontarvi purtroppo dell'ennesimo incidente sul lavoro. È avvenuto a Campofelice di Roccella, un operaio è caduto da un'impalcatura dove stava ristrutturando un edificio ed è morto. La tragedia è in via Belvedere. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. Appena qualche mese fa, sempre a Campofelice, esattamente a febbraio dello scorso anno, aveva perso la vita un altro operaio edile. La CGIL parla di situazione drammatica e inaccettabile. Marco Gullà. Ancora una tragedia sul lavoro. Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Un operaio di 64 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura. Stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione su un edificio che si trova in via Belvedere quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite si sono rivelate gravissime e non è stato possibile rianimarlo. Chiediamo nuovamente alla prefettura di Palermo di convocare questo tavolo per la salute e la sicurezza, perché quello che sta succedendo è veramente drammatico e in un paese come l'Italia non possiamo accettare una condizione del genere e i controlli, si devono individuare le risorse per potenziare i controlli. Lo avevamo chiesto già a febbraio al sindaco di Campofelice. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e i tecnici dell'ASP in fase di accertamento alla situazione lavorativa dell'operaio e la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza obbligatori per lo svolgimento dell'intervento. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta. Narcotraffico, estorsioni e autoriciclaggio, 112 arresti in un'operazione antidroga dei carabinieri di Messina che hanno smantellato un'organizzazione criminale attiva anche in Calabria, Campania, Lombardia e anche all'estero. Sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. Francesco Trioro. 112 arresti, 85 in carcere, 27 domiciliari è il bilancio di una vasta operazione antidroga eseguita alle prime ore della mattina dai carabinieri del comando provinciale di Messina su richiesta della procura di Messina. Le accuse a vario titolo sono di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo e alterazione di armi, estorsioni e altri reati. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti di 3 distinte indagini condotte dai carabinieri delle compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, tutte sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Messina, che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali in Calabria e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all'estero, sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. E abbiamo qui avuto la riprova di organizzazioni criminali operanti sul territorio della città di Messina, ma anche nel Barcellonese, che sono uscite al di fuori del tradizionale perimetro dell'isola per avere rapporti stabili nel tempo con canali di approvvigionamento della cocaina, dell'hashish, della marijuana, in particolare con
i gruppi dell''Ndrangheta, della Piana di Gioia Tauro, Rosarno, della Locride, in particolare San Luca, esponenti di quel territorio 'ndranghetista, con elementi attivi nel napoletano, nel milanese e con soggetti attivi nei Paesi Bassi per l'importazione di un altro pericolosissimo sostanza stupefacente che è lo spice, che ha degli effetti oltre che psicotropi ma dannosi per la salute. Beni per 600.000 euro sono stati sequestrati dalla DIA di Caltanissetta a un esponente di spicco della criminalità nissena, già condannato per associazione mafiosa e traffico di droga. Attualmente l'uomo è in carcere per estorsione. E stanno emergendo altri dettagli sull'incidente sul lavoro avvenuto oggi a Campo Felice di Roccella. Nello stesso cantiere dell'uomo morto, l'operaio di 64 anni, lavoravano anche i figli della vittima e si sta indagando per capire chi fosse il titolare della ditta che aveva l'appalto per la ristrutturazione dell'edificio. E adesso parliamo dei rifiuti. Non riparte la raccolta dei rifiuti in 200 comuni dove da qualche giorno si viveva un'emergenza dovuta alla chiusura della discarica di Lentini. Firmata dal presidente Renato Schifani l'ordinanza di emergenza che tampona per 20 giorni in vista delle autorizzazioni mancanti, ma i cancelli della discarica restano chiusi. Manlio Viola. Non basta l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione nella qualità di commissario per l'emergenza rifiuti per far ripartire la raccolta dei rifiuti in 200 comuni della Sicilia orientale. La discarica di Lentini, quella gestita dalla Sicula Trasporti, resta chiusa. Nonostante l'ordinanza prevedesse l'abbancamento sotto controllo dei rifiuti per i prossimi 20 giorni, nelle more della sistemazione delle autorizzazioni ambientali degli impianti, la struttura commissariale non ha disposto le procedure per accogliere i rifiuti e non ha inviato il personale in loco. I commissari giudiziari non si trovano negli uffici perché sono in procura a Catania a discutere con il magistrato del contenuto dell'ordinanza e della sua applicabilità in regime d'urgenza. In fila, in attesa di apertura da ieri sera, ci sono gli autocompattatori pieni, ma restano dietro i cancelli chiusi. Ti hanno detto che nonostante ci sia un'ordinanza regionale approvata, per loro devono aspettare l'approvazione di altri enti per poterci autorizzare. Nel frattempo la discarica rimane chiusa e siamo impossibilitati sia entrare a scaricare sia anche a quanto pare rimanere qua fuori. Nella sostanza l'ordinanza prevede che la discarica di Lentini accolga nei prossimi 20 giorni al massimo i rifiuti in un'area precisa di stoccaggio sotto stretta sorveglianza, cosa che non sta accadendo. Queste 3 settimane o poco meno dovrebbero essere usate per completare le procedure e i visti di impatto ambientale per riavviare gli impianti TMB, ovvero di trattamento e triturazione dei rifiuti indifferenziati, e tornare dunque alla normale operatività della discarica. Ma questo abbancamento di emergenza non sarebbe fattibile per i commissari, dunque l'emergenza al momento resta. E a Catania interi quartieri della periferia sono sommersi dalla spazzatura, nonostante il sindaco trantino abbia invitato tutta la cittadinanza a rispettare gli orari, ma soprattutto a rispettare e a fare scrupolosamente la differenziata. I cittadini di San Giorgio non la rispettano, non la fanno e si autoaccusano ai nostri microfoni e dicono: qui nessuno fa la raccolta differenziata. Tonino De Mano. Il sindaco trantino chiama San Giorgio e Librino, non rispondono e l'emergenza rifiuti a Catania assume contorni drammatici. Interi quartieri sono sommersi di spazzatura che viene accatastata e poi inesorabilmente bruciata. Brucia ancora la spazzatura o quel che resta e sono ben visibili i segni dell'Eternit bruciato. Plastica che finisce nell'aria e crea un ulteriore problema sanitario. Montagne di spazzatura anche davanti alla sede del 6° municipio. Cittadini che accusano e si autoaccusano. Come ne fanno gli altri, anche io lo faccio. E la spazzatura lei dove la butta? La butto un mouse. E cioè? A disastro. Diciamo che non la facciamo, buttiamo tutto. Qua non la fa nessuno purtroppo, non sono io che magari lo voglio fare, cosa devo fare? Siamo pieni di topi. A San Giorgio è il giorno del mercato rionale. In mattinata era prevista la consegna dei sacchetti agli operatori, ma non tutti li hanno ricevuti. Lei i sacchi ce li ha? Certo, ce l'ho, l'ho comprati solo da me. Avete ricevuto dei sacchetti stamattina? No, assolutamente no. Lei adesso come farà? Io mi carico sul furgone tutte queste cose, siccome sono sincero, a dove abito io ci sono i cassonetti condominiali, quel poco che lo metto nell'umido, nell'indifferenziato o nella plastica. Questo, l'ingresso del mercato, nel punto che vedete, non è stato possibile neanche montare la bancarella. Qua niente sacchetti e nessun servizio. E questo è il mercato che si paga più di tutti di suolo pubblico, 400 e qualcosa.
Alcuni venditori ambulanti non hanno potuto montare perché è pieno di spazzatura. E mentre la fiera di piazza Carlo Alberto ha superato l'esame e la pescheria no, ora si attende la prova del 9, quella dei mercati rionali, ma a giudicare dalle immagini non si prospettano buone nuove. E adesso parliamo dei disagi sulla A18, cantieri, restringimenti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano. Già domenica vi abbiamo documentato quello che accade sull'autostrada Catania-Messina. Il consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce la rete nell'isola, non risponde al pubblico. Intanto Federconsumatori avvia azioni legali. Emanuela Corsi. Cantieri infiniti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano. Con le nostre telecamere abbiamo documentato la situazione infernale sull'autostrada A18 nel tratto tra Catania e Giarra in direzione Messina nella prima domenica d'estate, preludio di una stagione che si annuncia bollente. I delineatori stradali non vengono rimossi nei giorni festivi e nelle ore serali. Questo comporta lunghe file che si formano soprattutto nei weekend. Non c'è una reale attenzione verso chi paga l'autostrada. Il sabato e la domenica il direttore dei lavori deve far capire all'azienda che opera che deve togliere i birilli. La strada deve essere libera. File anche nelle corsie del telepass di San Gregorio in direzione Catania, dove gli automobilisti restano intrappolati con le sbarre che non si alzano. Queste sono strade che dove non c'è sicurezza, non c'è sicurezza nei guardrail, dove non c'è sicurezza nelle gallerie non c'è nessuna sicurezza, mancano i punti SOS, mancano gli estintori, mancano le manichette d'acqua. A gestire la A18 è il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il CAS, un ente pubblico economico della regione concessionario per la gestione di alcune autostrade. Noi abbiamo provato a contattarli. Questo è il sito del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, e l'URP ha 2 numeri di telefono, abbiamo provato su entrambi ma non risponde nessuno. Intanto Federconsumatori Messina ha avviato le prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio al fine di far ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio pagato negli ultimi anni, considerato indebito. L'azienda già è stata multata dall'antitrust per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021. E adesso parliamo di spiagge. La bocciatura della Sicilia sulle concessioni balneari da parte della Corte Costituzionale. Per i sindacati non accadrà nulla di grave, sono perentori, dicono è una sentenza che incide poco, i tratti da costa libere da assegnare sono tanti. Marco Carli. Le concessioni balneari e la bocciatura arrivata per la Sicilia. Il tema fa discutere ancor di più in estate. La proroga del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni della Regione Sicilia non è legittima. Lo ha deciso con una sentenza la Corte Costituzionale. La questione era stata posta dal governo che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze. Per il sindacato balneare la sentenza non cambia la situazione attuale. La sentenza della Corte Costituzionale incide davvero poco. Non è una sentenza che trova applicazione nella condizione attuale. La Regione si è ormai allineata all'orientamento nazionale da tempo. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine, secondo il governo, corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. La questione, secondo i balneari, è legata alla risorsa, cioè ai tratti di costa che possono essere assegnati. Insomma, serve fare chiarezza. Il governo ha costituito un tavolo tecnico composto dai ministeri interessati e dalle parti sociali per valutare la scarsità o meno della risorsa. Dalle prime conclusioni si è accertato che la risorsa non è scarsa, quindi c'è la possibilità di tratti di costa da dare a bando. Ci chiediamo su quali dati si basa il Consiglio di Stato quando definisce con certezza che la risorsa sia scarsa. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dopo l'ultima violenta aggressione ai danni di un avvocato, dice la città è sicura, ma il prefetto convoca tutti sull'ordine pubblico. Intanto insorgono anche i residenti del centro storico che invitano il sindaco a vivere e a frequentare di più le strade della città. Marco Gulla.
Una rondine non fa primavera e quindi però lascia pensare. Questa dichiarazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla in merito all'aggressione ricevuta da un avvocato nei pressi del Teatro Massimo, brutalmente picchiato dopo aver rimproverato alcuni ragazzi, non sono andate giù a molti residenti del centro storico del capoluogo che da anni denunciano episodi di violenza e furti nel perimetro centrale della città. Purtroppo quando il sindaco dice che una rondine non fa primavera, io rispondo che 3 indizi fanno una prova. E siccome abbiamo centinaia e centinaia di vetrine spaccate in centro storico, scippi, rapine, spaccio e consumo di droga, evidentemente c'è una visione della città in maniera diversa. Proprio oggi in prefettura si riunisce il Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, un segnale che qualcosa non torna. Del resto i residenti del centro storico continuano ad alzare la voce sulla mancata sicurezza in determinate fasce orarie. Quali sono gli episodi più inquietanti a cui ha assistito, signora? Lo spaccio di droga quotidiano, risse violente tra le varie etnie che si contengono il territorio, gli scippatori che camminano tranquillamente e tolgono portafogli e zaini ai turisti. Vabbè, lasciamo perdere poi il problema della sporcizia, eccetera. Quindi dico, non manca niente, siamo proprio al completo. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Più attenzione per gli anziani perché sono una risorsa del nostro paese. I segretari generali di Will Pensionati Sicilia e la Wilp Catania per la terza età promuovono l'alfabetizzazione informatica attraverso il confronto con i giovani, ma chiedono anche più sicurezza e servizi sanitari. Emanuela Corsi. Giovani e anziani a confronto per abbattere barriere generazionali e aiutare chi ha qualche anno in più ad affrontare l'alfabetizzazione informatica che diventa sempre più urgente. I segretari generali di Will Pensionati Sicilia e Wilp Catania rivendicano più attenzione per la risorsa anziani, sottolineando quanto ci sia bisogno di interventi per l'invecchiamento attivo. Un modo anche per scoprire le potenzialità di pensionate e pensionati, risorsa spesso sprecata in una provincia, quella etnea, nella quale gli over 65 sono passati dal 18,5 al 22% sul totale della popolazione e l'indice di vecchiaia, solo per citare un altro dato Istat, è schizzato dal 121 al 157%. Anche a Catania il numero degli anziani sta aumentando, come già rilevato dall'Istat. La nostra città non è pronta a sostenere il loro benessere. I nostri anziani sono una risorsa e come Will Pensionati ribadiamo e proponiamo un sostegno per valorizzare il loro invecchiamento attivo accanto ai nostri giovani, per trasmettere competenze e conoscenze. L'alfabetizzazione informatica, il benessere alimentare, il servizio civile della terza età e il tutoraggio scolastico diventano strumenti per avvicinare le nostre generazioni. Secondo la Will, gli anziani e più fragili soffrono anche per le carenze del welfare e del servizio sanitario, mentre si moltiplicano le proteste per il sempre più difficile accesso al frammentario e contorto sistema di prenotazione delle prestazioni mediche nelle strutture pubbliche. Inoltre, sempre più spesso sono vittime di frodi. Per questo, in sinergia con l'Associazione Consumatori Ad-Hoc, chiedono più investimenti in sicurezza e prevenzione. È partito oggi il cantiere del nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, Siracusa, una nuova opera che dovrebbe essere pronta entro l'anno e che divide però i siracusani tra chi è favorevole e chi rivorrebbe il ponte dei Calafatari, demolito anni fa. Francesco Aloi. Guarda il cantiere del terzo ponte di Ortigia. Guardavo le barche, no, hanno iniziato oggi i lavori per il ponte. Com'è adesso e come sarà? Siamo all'ingresso dell'isola di Ortigia e qui tra qualche mese ci sarà un terzo ponte, ma riservato soltanto a bici e pedoni. Un servizio che è utile alla città e che ci voleva. Sincero, non sono d'accordo. Per quanto possa amare Ortigia. Io vivo fuori, però può essere positivo avere un punto in più per accedere all'isola.
Poco meno di 900.000 euro il costo dell'opera, finanziata in gran parte dal Ministero delle Infrastrutture. 42 metri di lunghezza, 5 di larghezza. Il nuovo ponte sarà in acciaio con rifiniture in legno. Un motivo in più per lasciare l'auto fuori Ortigia. È un tassello ulteriore in quel percorso di sostenibilità che l'amministrazione non solo ha accolto e sposato, ma per la quale sta lavorando con risorse non comunali. E così nel giro di qualche anno Siracusa sta diventando sempre più green. Più spazi per pedoni e ciclisti, meno per le auto. No dai, io sono anche automobilista, quindi insomma questo fatto che comunque si dia spazio anche ai ciclisti mi fa piacere, perché alla fine penso che la città sia di tutti. Ma qui fino a qualche anno fa il terzo ponte c'era già per le auto, poi fu demolito e non più ricostruito. Più volte però i siracusani si sono opposti a questa scelta. Secondo me era un punto, una via di fuga molto importante. Oggi a Sicilia 24 focus un cantautore amatissimo e che accenderà emozioni e ricordi durante i suoi concerti in Sicilia anche durante l'estate. Ron sarà ospite di Roberta Lunghi per una lunga intervista ricca anche di alcune delle sue canzoni. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Potrete scrivere a Ron inviando un messaggio alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calciomercato, il Palermo sonda il mercato green, mentre il Catania deve trovare sistemazione per i giocatori che non fanno più parte del progetto. Il Trapani ha un nuovo portiere. Marco Carli. Il Palermo guarda i giovani al mercato degli under. I nomi caldi sono quelli di Asa e Bianco per il centrocampo, mentre Pierozzi e Barbieri sono opzioni valide per la difesa. Nell'ultima settimana di giugno potrebbero arrivare novità sostanziali in sede di calciomercato, compreso quel Van de Putte, per cui c'è differenza fra domanda del Catanzaro e offerta dei rosa, ma anche volontà di arrivare alla chiusura. Inci tanti fronti in casa Catania, mettere le basi per gli ingaggi che saranno ufficializzabili dal 1° luglio, ma anche creare spazio per inserire i nuovi giocatori in lista, vale a dire sistemare chi è attualmente in organico e non rientra nei piani societari, oppure mandare a giocare qualche elemento in cui si crede. È il caso ad esempio di Beters. Il club, a considerazione del portiere, vuole che abbia spazio, potrebbe trovarlo altrove, magari alla Lucchese. Zammarini potrebbe avere mercato, ovviamente tanto dipende dalle alternative nel ruolo che sta cercando il Catania. Alcuni giocatori, come detto, saranno valutati in ritiro dal 14 luglio ad Assisi. Castellini, Quaini e Cianci restano, insieme probabilmente a Maffei e anche a Bois, per cui ci sarebbero offerte dalla B. Anche Welbeck invece in partenza. Arrivi su Carpani, il Catania è a buon punto e poi c'è il doppio colpo dal Cerignola, trattativa che sarebbe avviata e quasi conclusa con D'Andrea. Per Capomaggio in settimana dovrebbe essere trovato l'accordo definitivo. Per Laporte il nome di Adamonis è sempre il più caldo. In attacco c'è ancora la questione artistico, che ha molte richieste e deve fare una scelta. In casa Messina a tenere banco è sempre la questione societaria. Spunta infatti a sorpresa un'altra trattativa con un gruppo di imprenditori. Ci sarebbe stato già uno scambio di carte. In questo caso sembra Sciotto otterrebbe quello che vuole, cioè restare in società con una quota minoritaria. Il Trapani infine avrà un nuovo portiere, Andrea Seculina, estremo difensore classe 90, che saluterà il Modena dopo 2 stagioni. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.